E cosa ci prepariamo di buono oggi? Oggi ci facciamo una torta di compleanno gusto fetta al latte. Questa è una fetta al latte, solo che io l'ho fatta a forma di torta e all'interno ho messo anche la Nutella. Quindi mo per tutti quelli che mi diranno la fetta al latte originale, quello originale dovete andare a comprare l'originale. Quelle che facciamo noi sono qualcosa di simile. Questa qua è proprio una torta, il gusto è la ricetta della fetta al latte. Quindi noi la prepariamo insieme. Andiamo. Ho separato i tuorli dall'albume, l'albume lo montiamo in planetaria. Ci aggiungo lo zucchero, all'interno c'era già la vaniglia, l'avevo messa qua, facciamo montare. E aggiungo un cucchiaino di rum. Ecco qua. E facciamo montare. Una volta che abbiamo montato l'albume, guardate com'è bello. Montato giusto, aggiungo i tuorli e faccio lavorare e aggiungo l'olio. Poi aggiungo anche l'olio. Ecco qua. A questo punto aggiungo farina cacao e lievito per dolci. Questo qua lo dobbiamo setacciare così. A questo punto amalgamiamo il tutto dal basso verso l'alto, piano piano, con tanta pazienza. Eccolo pronto. Prendiamo una teglia, io uso questa qua, questa è rettangolare, sembra quadrata ma è rettangolare. Questa misura 30 x 25. Io ci metto lo staccante, accendiamo il forno 180 gradi statico. Ecco qua, io inforno e torno subito, ma poi non vi muovete che torno subito. 15 minuti, 15-20 minuti, fate sempre la prova a stecchetto. Questa qua la chiudiamo nella pellicola e la lasciamo raffreddare. Eccola qua, ma è morbidissima. Questa qua io la taglio perché non avevo due stampi della stessa misura. Se ce l'avete lo stesso impasto lo dividete e poi mettete una sopra l'altra. Non ce l'avevo, quindi questa qua adesso io la taglio a metà. Per la crema inizio a far montare la panna per dolci fredda da frigo, poi aggiungo il latte condensato e il miele. Eccola pronta. Eccola qua, ma è bellissima. Io ho scelto della Nutella bagnomaria perché così la vogliono e quindi ci mettiamo anche uno strato di Nutella. Dopo aver messo la Nutella ci mettiamo la crema. Ecco qua. Eccola pronta, semplice. Ho messo solo la panna sopra, provatela.